Amici ovali, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, esordio casalingo per i campioni d'Italia della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro l'Afer Sandona per il secondo turno del campionato d'eccellenza. Benvenuto Antonio Romeo. Ciao a tutti, buon pomeriggio e come sempre buon rugby. Non ottimamente controllato, però siamo riusciti come Rovigo a riprendere questo lancio e a tenere il possesso, anche se siamo un po' in affanno perché insomma bravo Lucio, precetta di Lucio Rodriguez e se ne va in mezzo ai pali quando siamo giunti al sesto minuto del primo tempo. Bagaglio tecnico questo fantastico giocatore, un grandissimo attaccante. Sì, assolutamente, Bertetti è un... Attenzione, attenzione, intercetto del Sandona e se ne va in mezzo ai pali. Dario Schiavel, lui che ha un feeling particolarmente felice. Ma hai molte più soddisfazioni. Torniamo al discorso di prima che parlavamo di Bertetti, vedere di essere. A parte Ambrosini. La palla entra, bandierine su, Sandona avanti di 3. All'attacco. Stefan Basson, ancora Keanu Apperley. Guadagna qualche metro l'ex Viadana. Stefan Basson per il drop. Vediamo Stefi. Potrebbe essere out. È out, ma si ritorna sul vantaggio precedente. Sì. Al 16° a fissare il punteggio. Ma aspettiamo il calcio di Stefan Basson che non delude. Dentro i pali, bandierine su. De Marchi tira fuori l'ovale per Stefan Basson. Si attacca sull'out di sinistra, attacca Stefan Basson, trova un buon varco, c'è un sostegno di Denis Majstorovic che va in mezzo ai pali. Potrebbe essere dubbio questo passaggio, Basson-Majstorovic infatti... per Rovigo. Stefan Basson, per lui dovrebbe essere semplice, così è, bandierine su. Complice la difesa sonotese, approfitto di giocare all'interno con Matteo Ferro. Ancora un intercetto di Sandona. E Schiavel se ne va in mezzo ai pali. Ve lo dicevo del feeling di Schiavel. Zinens l'ha studiato perfettamente quello che è l'attacco rodigino e ha saputo mettere verso il punto d'incontro, quindi si poteva cercare anche di attaccarlo. Bene questo presa per le unghie di Dalsie su Ruffolo che prende la rincorsa Stefan Basson. La potenza c'è. Eppure la direzione al lancio è una ridotta. Ruffolo, Chillon, Lucio Rodriguez, Keanu Apperley, Denis Majstorovic, ancora sostegno di Roscoe McCann, c'è sostegno anche di Stefan Basson, dritto per dito Roscoe McCann, vediamo cosa dice il giudice di linea, meta. Parte Stefan Basson, vediamo il calcio, purtroppo non entra, ha diverse opzioni, è Padrò. L'uomo predisposto alla ricezione, si forma il drive. Patelli buono, guida, sì, entra anche Schiabella a dar man forte. Ora i giocatori del Rovigo dovrebbero staccarsi e rientrare. Ha richiamato Monberg, attenzione Sandona che sta andando oltre, c'è la meta del Sandona. Out anche questo, di pochissimo. Quello di prima troppo a destra. Era un po' quello che avevamo detto precedentemente, eccolo qua. Arriva il pareggio del Sandona. Parte Stefan Basson. Si alza bene. Vediamo i guardialine. L'ok di Liperini, Rorato introduce. La spinta di Rovigo, riesce in qualche maniera a tirare fuori l'ovale Sandona. Buona la pressione. Riesce a girarsi però Maso. E qui calceranno fuori. Ha fatto una buona pressione Brancoli sulla partenza di Maso. Però se fanno un'altra fase vuol dire che per l'arbitro non è ancora finita, per cui avrà dato delle indicazioni. Padrò calcia fuori. Padrò calcia a casa sua. Finisce qui il match. 25 pari allo stadio Mario Battaglini tra Sandona, felicissimo. Rugby Rovigo Delta e l'Afer Sandona, la gioia del Sandona, il broncio di Rovigo.